In questa vallata si nota come il torrente nel mezzo, costretto a scorrere negli argini lasciati liberi dalle varie costruzioni e dai vari recinti, abbia trasportato con sé tutta la terra che ha trovato sul suo cammino nella zona libera. E di fronte a noi proprio abbiamo l'acquedotto dell'Alcantara, che è passato miracolosamente illeso in questa alluvione. In tutti i torrenti passano i tubi dell'Alcantara, che poi ormai sono a pochissimi metri, a pochissimi centimetri dai torrenti, perché i torrenti si sono riempiti tutti. Accanto all'acquedotto dell'Alcantara passa l'acquedotto del fiume Freddo, che a differenza del primo che passa dentro tunnel e acquedotti, è fatto sulla collina, è nascosto dentro una trincea sotto le colline, viene innalzato e poi ridiscende dall'altra parte della collina. Si possono notare queste scalinate di cemento armato, queste scalinate nascondono proprio l'acquedotto del fiume Freddo. Un'altra opera colossale che con 40 km di percorso porta l'acqua dal fiume Freddo dell'Etna fino a Messina, quindi due acquedotti diversi. Quello là in fondo è il ponte autostradale sopra Ponte Schiavo, un paese che corrisponde alla stazione di Ponte Schiavo a Santa Margherita, proprio accanto a Giampilieri, confina a nord con Giampilieri. Ma sta scendendo una macchina. Le macchine passano a malapena, ci sono tutte le frane ancora sulla strada.